I dati relativi alla mensa estiva presso la casa ospitalità rimarcano il periodo di crisi. Volontari e ospiti sono arrivati a distribuire anche 140 pasti al giorno, stranieri ma anche tanti italiani costretti a rivolgersi alla mensa perché disoccupati. Quantitativamente abbiamo fornito 4.000, quasi 4.100 pasti nell'arco di un mese, cioè dal 29 luglio al 1 settembre. È stata aperta in sostituzione delle altre mense cittadine chiuse, una media di circa 120 pasti al giorno con punte di 140 e anche più pasti. Diverse le tipologie delle persone che chiedevano di poter mangiare in questa mensa. Quanto mi risulta non è tanto diverso dall'anno scorso, ospiti comunque persone in difficoltà con varie tipologie di problemi, sicuramente così di primo acchito anche persone con semplicemente problemi di lavoro, ecco, quindi con necessità di carattere proprio di reddito e quindi bisogno di mangiare. La mensa è stata gestita in collaborazione tra i volontari e gli stessi ospiti della casa, chi faceva il cameriere, chi il cuoco, chi gestiva l'accoglienza di queste persone, tutti con una storia da raccontare. Andrea, veneziano, da 7 anni che vive nella casa dell'ospitalità, dopo aver perso il lavoro. Qui ha fatto tanti lavoretti. Ho fatto il cameriere qua per la mensa, quindi è stata una cosa bellissima, favolosa. E poi faccio un po' di pulizie, faccio un po' di tutto quello che mi chiedono di fare, sono sempre disponibile. Non ha perso il sorriso, lui da settembre potrà finalmente sperare in una vita nuova, ha una casa ed una compagna. Mohamed invece ha dovuto rimandare la famiglia in Marocco perché ha perso il lavoro e la casa. Da 3 anni o 4 anni che cerco il lavoro perché ho 62 anni, non trovo il lavoro. La speranza lui l'ha perduta. C'è speranza perché ho girato dappertutto, non c'è niente, il lavoro non c'è, è crisi. Alcuni giorni fa il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha fatto visita ai poveri, ha stretto loro la mano, ha ascoltato le loro preoccupazioni. Il prossimo anno questa esperienza sarà ripetuta anche se non mancano le difficoltà.